Buonasera a tutti e benvenuti qui nella sala consiliare del Comune di Campo San Martino per questa conferenza del venerdì. Ringrazio come sempre l'ideatore e moderatore della serata Giorgio Stocco. Grazie Giorgio. Grazie. Tutti i collaboratori che insieme anche a noi realizzano questa bella conferenza. Ringrazio gli ospiti di oggi, quindi Michele Cardone e la moglie Cristina Godarin. Grazie. Questa sera celebriamo la cultura, celebriamo la storia, celebriamo anche il coraggio. Presentiamo un libro che non è solo un racconto, ma una testimonianza di valori, di sacrificio, di fedeltà. La grande famiglia. È una storia vera scritta a quattro mani, che ci parla di dedizione, di principi e della lotta per la verità. Questo libro è il frutto di un'unione profonda, scritto da marito e moglie, testimoniando così il valore insostituibile della famiglia. La famiglia è il primo luogo in cui si imparano il rispetto, la forza, la resistenza. È il punto fermo in un mondo instabile. La prima trincea in cui ci si protegge e si cresce insieme. Proprio come l'esercito difende la patria, la famiglia difende il cuore della società, i suoi valori, la sua storia e il suo futuro. Oggi vogliamo rendere onore a chi ha giurato di servire e proteggere la nostra patria, le forze armate, in particolare l'esercito italiano, soldati, uomini e donne che hanno scelto di difendere i confini, garantire la sicurezza dei cittadini e proteggere la Costituzione italiana. Essi sono il baluardo della nostra sovranità e delle nostre libertà. L'esercito non è uno strumento di repressione interna, non è un mezzo per controllare il popolo. Il suo compito è chiaro: proteggere la nazione dalle minacce esterne e assicurarsi che i cittadini vivano in libertà e sicurezza. Eppure, nel recente passato abbiamo assistito a un capovolgimento inspiegabile, inquietante. Durante la gestione della pandemia, i principi fondamentali di libertà personale sono stati calpestati, non per colpa di chi porta la divisa con onore, ma per l'arroganza di una sporca classe politica che ha preteso di comandare senza ascoltare, imponendo decisioni che hanno messo a rischio proprio quei valori che dovrebbero essere sacri e inviolabili. Si è cercato di imporre ordini che andavano contro la Costituzione. Si è preteso obbedienza cieca e si è accusato chi difendeva il diritto di scelta. E chi più di tutti ha vissuto questo dramma? Proprio coloro che avevano giurato fedeltà alla patria e ai suoi cittadini. Militari, forze dell'ordine, si sono trovati in una posizione difficile, chiamati a seguire direttive che talvolta contrastavano con i principi fondamentali della nostra nazione. Un esercito usato contro i cittadini. È come un'armatura che invece di proteggere il corpo inizia a stringere e a soffocare chi la indossa. Ma non sono stati i nostri soldati a scegliere questo ruolo, bensì chi, dietro una scrivania, ha cercato di piegare la loro missione a fini diversi da quelli per cui hanno giurato. La divisa non deve essere un bavaglio, non è un bavaglio. È un simbolo di onore e di servizio. Quando le gerarchie politiche hanno usato per spegnere la coscienza e piegare le istituzioni alla volontà di pochi, si tradisce lo spirito di questa missione. Questa storia vera che stasera presentiamo, non è solo un libro, è proprio una luce accesa nel buio, una testimonianza che deve farci riflettere. Dobbiamo riscoprire chi siamo dietro queste maschere imposte dalla paura. Dobbiamo affrontare i mostri che ci vogliono sottomessi. E quando lo faremo, la verità brillerà. Brillerà chiara davanti ai nostri occhi. L'Italia ha bisogno di uomini e donne coraggiose, di cittadini che non si piegano, di soldati e forze dell'ordine che ricordano il vero significato del loro giuramento: difendere la patria, i cittadini, la Costituzione. La libertà non si mendica, si difende. E questa sera, con questo libro, facciamo un passo in più verso un futuro in cui la giustizia non sia un'illusione,
ma deve essere e sarà sempre una certezza. Grazie. Grazie Sindaco per queste parole ben messe e grazie anche a voi questa sera che siete qui. L'argomento è un po' duro da mandare giù perché non si fa grande pubblicità su queste cose. 1968 Pierpaolo Pasolini, rivolgendosi ai studenti che andavano in piazza, sapete, per chi ha qualche età, perché c'era il cosiddetto 68, no? Poi in Italia è stato 69, ma comunque in ogni caso prendiamo 68. Diceva, guardate bene ai studenti che avevano la pancia piena perché volevano fare i rivoluzionari, ma erano ovviamente tutti figli di benestanti, chiamiamoli così, o della media e alta borghesia. Diceva, guardate che i poliziotti, i carabinieri, ma anche l'esercito stesso, sono figli del proletariato. Uso la parola proletariato, che in definitiva vuol dire figli del popolo. Quindi le persone, come che Michele, ma come tante altre persone, sono persone che sono figli del popolo, non figli di benestanti o della grande borghesia, sono figli nostri. È una riflessione che ha fatto Pasolini nel 68 e io ogni tanto me la ricordo questa. E certamente Pasolini, usando le parole di destra e sinistra, non certamente era di destra, ma era di sinistra. Aveva in mente che il proletariato è fatto di cittadini, è fatto di gente umile, è fatto di gente vera. E adesso mi riconduco a questo libro, che già il sindaco ha espresso parole bellissime. Allora una mattina ascolto Canale Italia, c'era Vito Monaco e aveva Michele Carlone come ospite per presentare questo libro, La grande famiglia. E ho detto, ho finito la trasmissione, ho detto devo chiamare Monaco perché devo sentire questa persona. E la mia curiosità, che ho chiamato subito Monaco dopo la sua trasmissione, e mi ha dato il numero di telefono, il contatto di Cristina, la moglie. E quindi li ho invitati a una serata come questa e poi ho fatto anche un'intervista su 9MQ. Su 9MQ, per esempio, ci sono state 3.500-3.600 visualizzazioni, quindi per me è stato anche buono. Perché vi dico questo? Perché questo libro, appunto, ripeto, è un libro vero, una storia vera, che è andata ad anni di una coppia, di una famiglia che ha 2 figli. Lui è andato anche in missione, quelle missioni cosiddette di pace, ma io, essendo anche un antimilitarista, vabbè, non ci credo tanto a queste cose, ma al di là di quello, ognuno fa le sue scelte nella vita. Ma è andato in Afghanistan, è andato in Iraq, è andato in Libia, è andato di qua, è andato di là, quindi si è speso per il proprio popolo, per la propria patria, diciamo così, e dopodiché è stato trattato come uno straccio, scusatemi questa parola un po' forte, come uno straccio. E quindi quando ho saputo di questo libro, io credo che, ho detto, lo dobbiamo divulgare, ma non il libro in quanto tale, ma dobbiamo dire qual è la verità come
cose che abbiamo subito con il discorso del Covid. E vabbè, adesso io lascerò la parola ovviamente a Michele Cardone, e dopo anche di che alla Cristina Codari, perché loro racconteranno meglio questa storia, ovviamente. Altre cose non ho da dire, speriamo che queste piccole cose, grazie anche a Franco Baggio che metterà nei propri canali, eccetera, possano sentire più persone. Non mi dilungo più di tanto e lascio la parola, credo che parta Michele, parti te Michele, parte Cristina, quindi diamo la parola a una donna questa sera, ogni tanto arrivano qualche donna, a Cristina Codari, scusate, moglie di Michele Cardone, che ha sopportato tutta questa fase negativa, ma che pian piano la stanno superando. A te Cristina. Allora, intanto scusate il momento di commozione, però sinceramente non mi aspettavo un discorso simile anche da parte del sindaco, è stato molto molto toccante, lo ringrazio veramente, perché come rappresentanza così imponente, no? Una rappresentanza comunale che ci dà queste parole che sembrano uscite da me e da mio marito. Vi assicuro che non ci conoscevamo, eppure penso che mio marito sia concorde con me nel dire che sono esattamente le parole che noi portiamo dentro. Quindi grazie immensamente, veramente, perché non potevi dire niente di più bello, di più puro, e anche se non ci conosciamo sai già tutto di noi, quindi è una cosa meravigliosa questa, grazie. Ora, io mi sono preparata qualche slide per partire. Questa frase di Giordano Bruno secondo me è calzante, perché non ho paura di raccontare, signori, ma ho paura di tacere. Preferirei essere scomunicato da Roma piuttosto che sospendere il libero arbitrio e la razionalità conferitami da Dio. E voglio ricordare anche qualcun altro, visto che mio marito ha fatto un giuramento 28 anni fa. Uno dei padri costituenti, che era Ignazio Silone, disse una frase che il nostro avvocato ha ripetuto in tribunale davanti al presidente del Tribunale Militare Penale nel momento in cui mio marito è stato condannato. E disse: si ricordi, signor Presidente, che i nostri padri costituenti dissero: non la penso come te, ma lotterò perché tu possa esprimere il tuo pensiero. Questa secondo me è l'essenza della nostra storia, cioè la libertà assoluta di pensiero che nessuno ci può togliere, e soprattutto la libertà sulla nostra pelle come esseri umani. Niente e nessuno ci può togliere, e mio marito 28 anni fa ha giurato su questi principi, perché sapeva che cosa c'era dietro, il sacrificio che c'era dietro per aver ottenuto queste libertà. Mio marito non si è arruolato per lo stipendio fisso, si è arruolato perché veramente quel giuramento era qualcosa che gli apparteneva nel sangue. Ok? Racconto qualcosina di noi, perché siamo arrivati qui. Poi lui penserà a raccontare la sua storia all'interno della caserma. Noi ci siamo conosciuti nel 2009, e in un momento in cui per entrambi si era un bivio, ok? Un bivio dal punto di vista proprio dei principi nei quali si credeva. Lui viene fuori da una famiglia di 8 figli, dove a stento si andava avanti, ma che fondamentalmente gli ha insegnato proprio in questa semplicità, in questa pesantezza del vivere quotidiano nelle difficoltà economiche del sud negli anni '80, comunque gli ha insegnato veramente qual è l'essenza della vita, ok?
E lui nel suo DNA aveva questa cosa di difendere i più deboli. Lui litigava continuamente, si bisticciava continuamente, questo me lo raccontava anche sua mamma, per il fatto che si metteva sempre all'interno di situazioni in cui non doveva stare per difendere i più deboli. Quindi nel momento in cui si è trovato qualcuno davanti con una divisa che gli ha detto: ma perché non ti arruoli, perché sei nato per questa cosa qua, sei bravo per queste cose qua, lui ha pensato che finalmente ci fosse un'istituzione che rispecchiasse questa sua personalità, e quindi si è buttato a capofitto senza pensarci un attimo, perché credeva veramente che quella era fondamentalmente, possiamo dire, una seconda famiglia, no? Quella che poi è diventata per lui una seconda famiglia. E ha passato 28 anni all'interno di questa famiglia. Ci siamo conosciuti nel 2009 e io invece, 3 anni più di lui, comunque avevo passato un'altra situazione difficile della mia infanzia, che non aveva nulla a che fare con una famiglia numerosa, perché sono figlia unica, ma in qualche modo dentro di me ho questa indole di ricercare la libertà, perché io sono figlia di esuli istriani, mia madre e mio padre venivano dal dopoguerra, sono arrivati in Italia nel dopoguerra. Mia nonna, pur di non sottostare al regime di Tito, ha preso una valigetta, ha preso mio papà per mano a 13 mesi e se n'è venuta a Trieste da profuga, no? Li chiamavano profughi, e se ne sono andati in uno di quei campi di accoglienza e hanno ricominciato a vivere così, semplicemente. E quindi io penso che dopo quello che abbiamo vissuto negli ultimi 5 anni, se mia nonna fosse viva oggi, se non avrei fatto le scelte che ho fatto con mio marito, mi avrebbe dato il suo bastone in testa, mi avrebbe detto: tu devi rigare dritto, ok? E quindi non avrei potuto fare una scelta diversa, anche perché poi, vabbè, ho perso mia madre a neanche 18 anni, quindi ho visto che cosa significa vivere con una donna malata vicino e che cosa significa quando 2 persone si amano nel profondo, al punto che mio padre ha scelto di stare accanto a mia madre che già era malata, quindi ne ha fatto una scelta di vita nell'accompagnare questa donna, e quando mia madre è venuta a mancare ha detto: adesso della mia vita cosa ne faccio? Quindi era proprio una missione la sua, ok? Quindi Michele da una parte, io dall'altra, ci siamo incontrati in una strada che poi è stata unica, non sapendolo, perché i principi erano gli stessi, ok? E quindi quando io ho conosciuto quest'uomo e lui ha cominciato a parlarmi di quello che faceva nell'esercito e di come lui vedeva l'ambiente dell'esercito, per me si è aperto un mondo e ho detto: forse ci sono ancora uomini di valore, uomini che credono in quello che credo anch'io, ok? Mentre prima avevo perso un po' questa speranza, e quindi ho riposto nuovamente la mia vita nelle sue mani e ci siamo fatti una famiglia. Io avevo già un figlio piccolino e abbiamo avuto la nostra figlia dopo, perché nel 2011 ci siamo sposati. Ma da quando l'ho conosciuto ad oggi, comunque abbiamo vissuto l'esercito insieme, perché per il 90% delle giornate e dei mesi e degli anni mio marito non c'era fisicamente per la famiglia. Mio marito c'era spiritualmente da lontano, con le videochiamate, spesso videochiamate che si interrompevano improvvisamente, non sapevi che cosa fosse successo perché era in Afghanistan, e poi dopo una settimana scoprivi che c'era stato un attentato, e quindi con l'acqua alla gola e con tutte le problematiche di una famiglia da portare avanti, quindi un figlio adolescente, una bambina piccola che
all'età di 1 anno lui non c'era, mia figlia ha cominciato a camminare, era in Libano, quando è tornato mia figlia non lo riconosceva più, e quindi per un padre rendersi conto che tua figlia non ti riconosce quando la mamma gli dice vai ad abbracciare il papà, e chiaramente non è piacevole, però mandavamo giù il rospo, cercavamo di raddrizzare il tiro, perché eravamo entrambi fermamente convinti che quello che stava facendo mio marito lo stava facendo per il bene comune, per il bene di tutti, ok? Quindi ogni volta che arrivavano gli elogi, e vi assicuro che ne sono arrivati tanti, ok? Mio marito ha preso riconoscimenti dalle più alte cariche dello Stato, e per noi era un orgoglio, è come un mio elogio, quello di mio figlio, la vivavamo come un'entità unica, non 4 persone, ok? Poi all'improvviso cosa succede? Io vado un po' a spanne perché, ripeto, il discorso del sindaco mi ha un po' destabilizzato emotivamente, quindi mi ero preparata un sacco di cose, ma non importa. Riesci a dare la slide 17, per favore? Ecco qua. Quindi, dicevo, noi vivevamo le nostre giornate e nel 2019 mio marito fa l'ultima missione, quella che è stata la sua ultima missione in Afghanistan, sta via 7 mesi. Però eravamo pieni di sogni, pieni di progetti, no? Una casa nuova che stavamo tirando su, mio figlio che voleva entrare nell'accademia militare perché vedeva quest'uomo così valoroso, no? Queste cose che faceva incredibili, mia figlia che parlava a scuola del papà che andava a portare il cibo ai bambini più piccoli e meno fortunati di lei, quindi il papà eroe, no? Ok. Sognavamo il viaggio di nozze che non abbiamo mai potuto fare perché lui per questioni di lavoro non ha mai potuto prendersi, anche se lo avrebbe potuto fare, ma non ha mai preso la parentale classica che gli spettava di diritto, ok? Perché voleva essere presente in quello che era la vita militare, la responsabilità del suo ruolo all'interno dell'esercito, ok? Quindi anche se avesse avuto, cioè, se aveva i diritti, lui spesso ci rinunciava per questo spirito di abnegazione e di responsabilità nei confronti della sua famiglia, no? Quella che credeva la sua famiglia. E quindi, nonostante ciò, stavamo programmando questo viaggio e quindi mi ricorda questa frase, no, di Anthony De Mello: la vita è quella cosa che ci accade mentre siamo occupati a fare altri progetti. Noi eravamo pieni di sogni, pieni di progetti, eravamo catapultati in questa realtà e non ci accorgevamo che poi c'era qualcosa che scorreva. Che cosa è successo? È successo che poi tutti sappiamo che tra il 2019 e il 2020, no, c'è stata questa situazione che ha destabilizzato tutto il mondo e noi nel nostro libro lo chiamiamo catapultati nell'esperimento sociale, perché questo fu, né più né meno, un enorme esperimento sociale. E non vi nascondo che mio marito sicuramente meno, perché poi vi spiegherà, a livello professionale era molto più focalizzato e capiva bene o male che cosa stava succedendo, anche se non ne aveva appieno la consapevolezza, ma si stava già facendo delle domande. Io un po' meno, perché chiaramente, insomma, avendo vissuto in una situazione di malattia particolare, avendo 2 figli, un padre anziano, un po' di paura ce l'avevo. Però è arrivato il lockdown e questo ci ha costretto a stare fermi e a ragionarci su. E questo è stato il, diciamo così, il problema, se vogliamo, che ha scatenato mio marito, il fatto di cominciare a porsi delle domande, perché fino a quel momento si credeva ciecamente, no? In quello che era, quello che si stava facendo. Poi quello che stava succedendo ha cominciato a non avere più una logica, chiaro, soprattutto per mio marito e per quello che conosceva nell'ambito militare.
E lui ha cominciato a chiedere ai suoi colleghi: ma capite che c'è qualcosa che non va, ragioniamoci, abbiamo conosciuto un sacco di medici, ci siamo confrontati e ci siamo chiariti le idee. Ma più mio marito faceva domande, più si vedeva chiudere le porte davanti. Fino al giorno in cui, chiaramente, famoso ottobre 2021, l'hanno lasciato fuori dalla porta della caserma, ok? Stava bene, mai avuto nulla, però lui voleva fortemente, continuava ogni giorno ad andare lì a dire: io voglio venire a lavorare, io voglio assolvere il mio dovere, perché non mi fate entrare? Vi dichiaro che sto bene, tutto, niente da fare. Hanno cominciato a lasciarlo fuori, tornava a casa, però continuava ad andare ogni giorno. Per settimane si è presentato fuori dalla caserma a dichiarare che lui voleva venire a lavorare. Quindi anche la tenacia, molti dicevano: ma chi te lo fa fare? Perché dietro al casottino dell'ingresso c'era anche chi sotto il basco si metteva a ridere, no? Diceva: guarda sto cretino che viene qua, si fa umiliare. E lui invece ci andava e diceva: no, io assolvo il mio dovere. Fino al giorno in cui gli hanno detto: no, guarda, stai a casa, perché tanto sei sospeso, quindi ufficialmente tu stai a casa e basta, fino a nuovo ordine, ok? A quel punto là è subentrato un aspetto emotivo di mio marito che io ho visto in maniera molto forte, perché io ho capito che lui era fermamente convinto che dall'oggi al domani qualcuno l'avesse chiamato e avesse detto: no dai, ci siamo sbagliati, vieni, abbiamo bisogno di te. Invece le giornate passavano e nessuno lo chiamava. E quelle giornate che passavano lui si metteva la divisa, usciva di casa, perché lui doveva dare una giustificazione anche a sua figlia. Perché il papà, che fino a quel momento era in giro per il mondo a salvare i bambini, a fare delle cose da supereroe, da quel giorno in poi si doveva trovare su un divano a guardare il soffitto. Non c'era una logica. E quindi lui si metteva la divisa, usciva di casa e poi si cambiava dove poteva, purché sua figlia non si facesse un'idea diversa del suo papà, ok? Fino a che è arrivato il giorno del famoso obbligo vaccinale, ok? E quindi là gli ho detto no. Mi ha chiesto, perché non abbiamo mai fatto nulla da soli, mi ha chiesto: che cosa ne pensi, vado avanti? Io non ho avuto un attimo di esitazione, gli ho detto: vai avanti, perché comunque ci eravamo informati, avevamo capito che questa cosa non era il vaccino che faceva di solito quando andava in missione, perché non è certo un Novax, cioè il suo libretto vaccinale è lunghissimo, ok, per il mestiere che ha fatto. Però ho detto no, questo c'è qualcosa che non va, hai due spalle forti, se dovesse succedere che perdi il lavoro qualcosa faremo. E da quel giorno sono iniziate le borse della spesa da parte della mia famiglia, perché non c'era più lo stipendio, a zero completo. Un delinquente qualsiasi che va in carcere, magari ammazzato, violentato, gli riconoscono magari anche qualcosina alla famiglia, no? Aiutano, lo fanno studiare. A mio marito non è stato riconosciuto neanche questo, stipendio a zero, dopo 26 anni all'epoca di servizio, onorato servizio allo Stato. Quindi questo è stato il trattamento che è stato riservato a mio marito dopo una vita di sacrifici. Ma pensavamo che il peggio fosse passato. E torna al lavoro e alla fine fa tutte le sue cose, pensava: ormai piano piano si tornerà a normalità, mi faranno tornare a fare le mie cose, e invece lo escludevano sempre di più. Dopo lui ve lo farà vedere. Cercavano di allontanarlo sempre di più dai colleghi, perché poi lui era tornato da sano, mai avuto nulla, era
la mosca bianca, ma come mai a te non capita nulla? Come mai non è successo nulla? Ma sei sicuro di star bene? Sto benissimo. Quindi, se prima le persone si allontanavano, da quel momento in poi si avvicinavano sempre di più. E questa cosa a qualcuno in alto non andava bene, perché lui cominciava ad essere un esempio che per qualcuno in alto non bisognava assolutamente seguire, perché cominciavano finalmente a farsi delle domande: ma come mai? Cioè, lui che non ha fatto nulla. Dimmi. Sì, tu sei stato l'unico sospeso in tutta la caserma, ce ne saranno stati altri. Eravamo in 5. Esatto, e gli altri 4 hanno avuto anche loro le tue stesse problematiche, oppure dopo sono rientrati? No, allora praticamente in 5, diciamo così, c'era il periodo dei tamponi, un mese e mezzo, certo, in cui c'erano questi tamponi. Sì, allora c'era il periodo dei tamponi, un mese e mezzo circa, prima di essere sospesi, cioè di avere la sospensione. Io questi tamponi ho deciso di non farli perché avevo letto bene i DPCM e successivamente il decreto legge che diceva chi doveva fare il tampone, cioè chi aveva sintomi sul punto 1, al punto 2 chi praticamente era stato a contatto con persone contagiate. Io non avevo sintomi, non sono stato a contatto con persone contagiate, e al punto 3 se lo voleva fare di sua spontanea volontà, ragion per cui non vi era nessun obbligo, bastava leggere i documenti. Di queste 5 persone siamo stati sospesi tutti e 5, poi durante la sospensione noi ci presentavamo dietro la porta all'ingresso del corpo di guardia per far vedere che comunque eravamo sani e che eravamo disponibili a mantenere quello che era il contratto in essere del nostro lavoro, cioè andare a lavorare. Puntualmente però non ci facevano entrare perché ci voleva il Green Pass. Detto questo, io facevo avanti e dietro tutte le mattine senza stipendio per andare a firmare un fogliettino che era un modulo C, lo chiamavano, dove io andavo a dichiarare semplicemente che ero sano, che mi veniva negato il lavoro, l'accesso al lavoro da sano, ok? Che non avevo preso nessun sintomo e tutta una serie di altri articoli che ogni tanto io cambiavo su quei moduli. Io ho all'incirca un mese e mezzo di questi moduli, anche quelli io li ho depositati all'interno del tribunale. Detto ciò, non voglio portare tempo via a mia moglie perché di solito parlo sempre più io che lei, dopo entrerò nell'argomento dritto al cuore, ma cercherò di parlare con il personaggio che mi ha creato tutto questo. Finora non l'ho fatto, ho parlato genericamente di quello che mi è stato fatto, ma questa sera farò di più, mi rivolgerò direttamente al soggetto che mi ha creato tutta questa situazione. Dissesto economico? Vabbè, non voglio andare avanti. Comunque, fatto sta che su di me si sono accaniti perché io non gli ho fatto vincere nulla. Nulla significa, non ho fatto mai tamponi, non ho mai messo una mascherina perché sapevo che non c'era nessun obbligo di mascherina. Prima parlavo con il sindaco, non c'è mai stato un obbligo sulla mascherina. Se si andava a leggere il DL o il DPCM, l'unico obbligo che c'era era sul distanziamento, ragione per cui l'italiano non va interpretato ma va applicato. Là sopra c'era scritto: solo nel caso in cui non si riesce a mantenere 1 metro di distanza, solo in quel caso si è costretti ad indossare la mascherina. Ora, se permette, non a lei, o se permetteva il soggetto che mi aveva puntato, in caserma di spazio ce n'era a bizzeffe. Per quando ci potesse essere tanto personale, se da un lato dicevano che volevano tutelare la salute delle persone, dall'altro lato perché con una semplice mascherina permettevano a queste persone di entrare a contatto? Fatto sta che dimostra che cosa? Dimostra che io avevo ragione. L'unica cosa da fare, visto che non si sapeva ancora che cosa c'era in giro, giusto? Bene, mantenere il distanziamento. Era l'unica cosa sensata da fare. Io è per quello che non mi sono mai contagiato. Per questo motivo, 1, 2, mascherina la potevi anche indossare. Ma stiamo parlando di una mascherina chirurgica rispetto al materiale per il quale ho fatto anni di studio
che non costano 50 centesimi o €1 come la mascherina chirurgica che è nata in ospedale perché? Perché chi opera ha davanti a sé un paziente aperto in due, ragione per cui anche una goccia di saliva potrebbe compromettere l'operazione, per quello è nata la mascherina. Poi ci sono altri tipi di mascherine, parliamo di DPI, di dispositivi di protezione individuale, che devono in determinati ambienti avere un filtro particolato. Per citare un'ipotesi, se io volessi andare con una mascherina chirurgica senza filtro in una cisterna che emana esalazione di robe chimiche, io resterei là morto in 2 secondi. Quindi bastava utilizzare un minimo di logica. Io sono andato avanti con la logica e sono rimasto sempre sano, non mi sono mai infettato, ma non ho preso neanche l'influenza, ma nulla di nulla, non Covid, manco l'influenza, nulla. Da 6 anni, cioè è dal 2018 che io non mi ammalo. E quindi questa causa che è stata fatta nei miei confronti, perché è stata fatta? Perché c'era il volere di qualcuno, di questo soggetto, che mi voleva affossare solo perché aveva ricevuto un bel no secco da me. Io sarei stato il primo a fare il vaccino, ne ho fatti tantissimi, però io voglio prima sbattere la testa vicino al muro, prima di fasciarmi la testa. Non ho paura, un soldato non deve aver paura di morire o di infettarsi, deve avere coraggio, deve affrontare la situazione. Potevo comprendere i cittadini che erano ignari perché non conoscono determinate materie, ma un soldato no. Però purtroppo molti si sono fatti prendere dalla paura e non hanno capito più che tipo di strada prendere. Io invece sono rimasto bello, cosciente, al 100%. Mai avuto paura, mai infettato. Facevo le cose più giuste, cioè quelle che dovevano essere fatte. E se no non si spiegherebbe come mai queste persone che sono sempre messe la mascherina, e parlo della mia caserma, la maggior parte, dico per ipotesi un numero perché non posso dire quante persone ci sono nella caserma, mettiamo 300 persone, su 300 persone 299 si sono infettate. Come mai? Eppure mettevano assiduamente la mascherina. Eppure queste persone sono rimaste in caserma, cioè quando io ho sottoscritto Cardone Michele, anzi Michele Cardone per la precisione, mettiamo dopo il cognome, ha un significato, spiegherò più avanti. Quando io non ero presente, che ero assente nel senso che loro non mi facevano entrare, non perché non volevo andare a lavorare io. La domanda da porsi, che dovevano porsi i superiori, avendomi lasciato a casa, era ok, ora Michele Cardone non c'è. Quindi perché i nostri uomini continuano a contagiarsi, a risultare infetti? Era un problema di tamponi? Non è un problema mio. Si infettavano? Sì. Quindi perché si infettavano? E se continuavano ad infettarsi, Michele Cardone non c'entrava più nulla, non era lui il pericolo. E allora facciamo una cosa, richiamiamolo, facciamolo entrare, diciamogli che ci siamo sbagliati e ci scusiamo con lui. Ma manco per idea, non si sono scusati. Hanno aspettato che finisse la sospensione, mi hanno chiamato dicendomi che erano finite tutte le restrizioni, io rientro il 2 di maggio, dopo essere rimasto a casa senza stipendio, e dopo parlerò con il soggetto perché gli farò capire che cosa ha creato, che tipo di situazione ha creato il suo ego smisurato nei miei confronti, non conoscendomi. Sono rientrato e non aspettavano altro che creare una bella disobbedienza aggravata nei miei confronti. E dopo spiegherò attraverso la documentazione che questa disobbedienza aggravata creata dal soggetto non sarebbe mai dovuta avvenire. Io la spiego passo dopo passo, con documenti alla mano. Eppure però l'ha fatto. Eppure in tribunale non hanno tenuto conto di questo. Cioè che tipo di valutazione hanno fatto per condannarmi? Su una mascherina ad emergenza scaduta? E il controsenso che c'era in quel momento, perché la mattina facevamo addestramento corpo a corpo, quindi face to face, a contatto, dalle 8 alle 12:30, poi si arrivava per andare in mensa a mangiare e vi era questa disposizione emanata da questo soggetto che diceva che in mensa bisognava continuare a mettere la mascherina. Ma il senso qual è? Cioè a distanza di 400 metri il virus c'è e dall'altro lato non c'è, le stesse persone che si addestravano con me
chi andava a correre, che facevano contatto, che non c'era nessuna mascherina, non mettevi la maschera, se andavi in mezza dovevi continuare a mettere la mascherina. Ora, è vero che io so che questo soggetto aveva ricevuto dei poteri speciali, ma secondo me stava ricevendo questi poteri speciali perché stava aspettando me. Non essendo riuscito prima, nel momento in cui io ero in caserma, perché voglio far presente che io ho vissuto comunque 1 anno e mezzo prima di essere sospeso, cioè da quando è iniziato il discorso della pandemia o epidemia, come la vogliono chiamare. Non mi sono mai infettato, io andavo costantemente tutti i giorni a lavorare, ma questo evidentemente non è servito come non è servita come riflessione a livello logico da parte di questi soggetti. No, loro dovevano dire o ti vaccini, o ti fai i tamponi, oppure non vieni a lavorare. Il senso non c'è. Dicevo, aveva dei poteri speciali, almeno così diceva lui di aver avuto. Io pensavo che avesse i poteri di Goku, ok, quelli del cartone animato. Però questi poteri avevano comunque delle linee guida e io suppongo che tra i suoi poteri lui poteva applicare questa direttiva che aveva emanato lui, questa circolare, diciamo così, sono circolari all'interno della caserma, quindi disposizione che poteva dare, essendo lui il comandante del puntini, poteva farlo, ma secondo me solo nel caso in cui ci fossero stati un tot di contagiati all'interno della caserma. In quel periodo non ce n'erano contagiati, quindi la domanda è: perché hai lasciato l'obbligo di mettere di indossare la mascherina prima di entrare in mensa? E stiamo parlando di 30 secondi di mascherina, cioè ingresso, mensa, ti servi, vai a tavola, dopo te la ritogli. Semplicemente perché non stava aspettando il momento di creare una disobbedienza aggravata nei miei confronti, perché sapeva che la mascherina non l'avrei mai messa. Paradossalmente 3 giorni prima io andavo in mensa senza mascherina, perché loro mi avevano chiamato dicendomi che erano decadute tutte le emergenze, le restrizioni, però così non è stato. Casualità, creata la situazione nei confronti di Michele Cardone, che doveva essere punito a tutti i costi, punirne uno per educarne 100, togliamo subito questa circolare. Dopo 1 settimana è sparita la circolare. Stavano aspettando me, non gli andava giù che non mi avevano punito nell'1 anno e mezzo precedente, anche se ero rimasto sempre sano e in salute. Ma questo ve lo racconto dopo. Ripasso la parola a mia moglie così prosegue, se no... Volevo precisare una cosa intanto, grazie. Allora, Grazie. le domande fatele in ultima, perché altrimenti andiamo a interrompere la conferenza. Adesso stava parlando appunto Cristina, cercate di domandare in ultima praticamente. Vi ringrazio di questo, ecco, grazie. A te. Sì, grazie. Allora, ero rimasta al fatto che lui è rientrato e pensavamo che il peggio fosse passato. E invece non fu così, perché dopo Natale, gennaio del 2023, lui era al lavoro e mi vedo suonare la porta, ci sono i carabinieri fuori da casa nostra. I carabinieri, io ero con mia figlia e vogliono consegnare un procedimento penale a mio marito. Io dico, lo chiamo al lavoro. Ebbene, mio marito era stato indagato per disobbedienza aggravata continuata con l'aggravante di rivestire un grado, articolo 173 del codice di procedura penale militare, articolo 81, per non aver obbedito all'ordine di indossare la mascherina e per non aver sottoscritto una presa visione di un documento che attestava la sua sospensione. Ora, la mascherina ve l'ha già spiegata lui chiaramente, era una situazione creata ad hoc. Il documento della sospensione vi farà vedere dopo lui l'articolo di legge, non c'è alcun
obbligo per un militare e non può essere definita disobbedienza il fatto che un militare non sottoscriva un documento che gli viene sottoposto, ma soprattutto, ma chi è che aveva vissuto quella sospensione? Mio marito. E quindi quale presa visione doveva firmare se era lui il diretto interessato che l'aveva vissuta sulla sua pelle? E soprattutto, dal momento in cui era stato sospeso, lui aveva già accettato una raccomandata che gli è arrivata a casa col postino, che è un pubblico ufficiale, visto che questo personaggio ha dichiarato in tribunale che assolveva il suo compito di pubblico ufficiale nel volergli chiedere questa sottoscrizione. Ma non solo, gli arrivò pure la PEC. Quindi mio marito aveva preso perfettamente conoscenza della sua situazione di sospensione, non prendiamoci in giro, ok? Semplicemente era palesemente una situazione che doveva essere architettata per portarlo davanti a una corte penale militare. L'obiettivo qual è? Metterti in galera, perché loro chiedevano 6 mesi di reclusione per questa cosa. Chiaro? Ok? Quindi quando io mi sono vista arrivare sta cosa qua ed è stato definito letteralmente soggetto dal disegno criminoso in esecuzione di un medesimo crimine, cioè un delinquente, non lo so. Per 28 anni mio marito è stato l'eroe dei 2 mondi, quello che salvava, quello che era la stretta di mano dal capo di Stato Maggiore dell'esercito che gli ha chiesto se era umano, era un cyborg per le sue doti fisiche che aveva rappresentato a Roma, e poi è un delinquente, dall'oggi al domani. Ora capite che come moglie che ha visto quello che ha visto in 28 anni e ha vissuto con lui tutti i momenti di gloria, vedersi catapultare in una situazione del genere con la bambina che ti dice mamma cosa sta succedendo, quei carabinieri alla porta, no, io ho retto per qualche giorno, poi dopo qualche giorno sono finita in ospedale, perché è umano, no ragazzi, cioè è umano, e in ospedale mi hanno refertato proprio che sono sotto stress, attacco di panico, ansia per una situazione lavorativa subita nell'ambito lavorativo dal marito. Ok? Quindi è tutto nero su bianco. Noi queste carte le abbiamo portate in tribunale. Ok? Pensate che abbiamo fatto qualcosa? Nulla. Ok? Siamo andati avanti perché ovviamente dovevamo difenderci con le unghie e con i denti. Poi a un certo punto c'era qualcosa che non andava perché le sentenze uscivano a favore di queste persone che non si erano vaccinate, che erano state sospese, eccetera. Però la faccenda di mio marito andava avanti al punto che mancava poco all'udienza preliminare che avrebbe deciso, perché ormai gli avevano comunicato la chiusura delle indagini, quindi il PM aveva deciso che si doveva andare all'udienza preliminare. Però andava avanti sta roba, lui aveva già fatto l'interrogatorio, avevamo già portato delle prove in tribunale, era stato sentito, ok? C'era una chiavetta che era già stata consegnata con gli audio di conversazione di quello che era successo il giorno fatidico di questa disobbedienza, ok? Perché mio marito a un certo punto, vedendosi messo alle strette, aveva cominciato a registrare ogni conversazione, perché loro si portavano i testimoni, naturalmente si guardavano bene nel creare situazioni che potessero far sì che mio marito testimoni non ne avesse, quindi registrava. Queste registrazioni sono arrivate in tribunale, ma la cosa andava avanti, quindi ci siamo chiesti cosa sta succedendo, perché abbiamo detto bene, sai cosa facciamo? Andiamo a vedere che cosa c'è all'interno di questo fascicolo in procura, e là abbiamo visto che c'era un procedimento 338 che era stato archiviato a modello 45 che era a nome di mio marito, che figurava in queste carte del nuovo procedimento. E ho detto cos'è sta roba? Cioè tu sei già stato indagato, vuol dire, per qualcosa, ma quando? Cioè se il casellario giudiziario era pulito, lindo, cosa succede?
Andiamo a vedere, chiediamo un accesso atti in procura di questo procedimento che è stato chiuso. Andiamo a vedere e scopriamo che mio marito aveva già subito a sua insaputa 2 procedimenti penali, uno partito il giorno stesso in cui l'avevano lasciato fuori dalla caserma e un altro pochi mesi dopo, perché il primo non era andato bene, i signori si erano visti dire dal PM non c'è reato, quindi ci avevano riprovato, ma anche la seconda volta il PM aveva detto guarda che qua reati militari non ce ne sono, chiudi tutto, avvisa l'indagato della chiusura delle indagini. Pensate che qualcuno abbia avvisato mio marito di questi procedimenti? Nessuno, perché mio marito avrebbe potuto controdenunciare, ok? Abbiamo chiesto ai nostri avvocati che cosa stesse succedendo, cos'era questo procedimento. Ci siamo visti rispondere che lui lo sapeva benissimo quando non era così, perché noi non eravamo degli avvocati. Cioè, cos'è sta roba? Non è che io, da profana, devo andare a studiare degli atti procedurali, penali. Cioè, mi sono trovata a doverli studiare da solo. Alla fine, siccome insistevamo ed era Ferragosto e qualcuno bisognava che facesse le ferie, non noi di sicuro, ci hanno risposto che siccome la notte di Ferragosto, siccome non c'era più la fiducia da parte di mio marito nei confronti degli avvocati, gli avvocati si dimettevano. Quindi si sono dimessi, ci hanno lasciato senza tutela legale a poco più di un mese dall'udienza preliminare. Noi ci siamo trovati da soli e lì si è aperto un mondo, perché abbiamo detto cosa facciamo? Qual è la cosa peggiore che può capitarci? Che non ci accettino di difendersi da soli? Perché poi io parlo al plurale, perché in realtà è mio marito che è andato davanti alla Corte Penale Militare, però c'ero anch'io là con lui, ok? E tutto quanto l'ho fatto con lui, perché poi trovandosi da soli aveva detto bene, riprendiamo in mano tutte le carte, studiamole di nuovo, da capo a piedi, e vediamo che cosa c'è, che cosa possiamo fare. Noi abbiamo fatto una memoria, un'istruttoria vera e propria, di centinaia di pagine, documenti, testimonianze, audio, foto, una chiavetta, anzi più chiavette depositate in varie parti d'Italia e all'estero, perché non ci fidavamo più, ok? Mio marito il 19 settembre ha preso questo fascicolo, è andato in procura militare a Verona e ha depositarlo e ha detto quello che vi dirà dopo ai pubblici ufficiali, e nella notte stessa io ho fatto partire una serie di PEC indirizzate alla procura con le stesse cose che mio marito aveva portato cartacee, perché non ci fidavamo più. Se questi qua hanno fatto sparire le cose, che ne so io? E quindi io voglio la prova che queste cose sono arrivate dove dovevano arrivare, ok? E io queste ricevute delle PEC ce le ho, perché io ho intasato quella PEC, non so quante sono le PEC che sono arrivate quella notte in procura. Siamo andati avanti e alla fine abbiamo trovato fortunatamente un avvocato che ci ha sostenuto, che noi nel libro chiamiamo l'avvocato della toga bianca, perché non è possibile che noi avevamo perso le speranze. Prima di dare l'incarico a lei, l'avvocato Cosentino, ne abbiamo messo di tempo, però alla fine abbiamo detto ok, noi abbiamo bisogno di una toga per presentarci davanti alla corte, altrimenti ti dicono guarda che non vale nulla quello che stai dicendo. Quindi abbiamo dato l'incarico, usciti da quell'ufficio in autostrada, le marce della macchina di mio marito non funzionavano più. Ok, noi siamo arrivati a casa in prima da Padova. Ad oggi andiamo in giro ancora con la mia, perché chiaramente la sua è ancora così com'era. È andato avanti, non mi dilungo ulteriormente, arrivo al dunque. Il processo è andato avanti nonostante avessero sentito mio marito, nonostante sembrasse che all'inizio la cosa pendesse verso la logica di come deve andare, invece poi c'è stata una deviazione alla fine
verso la controparte, sicché alla sentenza finale mio marito è stato condannato. Ok? Io ho voluto essere presente, nonostante lui mi dicesse: ma sei sicura di volerci essere? Certo, perché io dovevo assolutamente capire fino a che punto arrivano le cose. Io dovevo guardarli negli occhi, questi personaggi, io dovevo guardarli negli occhi e capire se loro a casa hanno famiglia, che cosa stanno provando in quel momento. Se stavano provando quello che provavo io o c'era qualcos'altro all'interno di quel tribunale. Mio marito è stato condannato in maniera veramente teatrale a 3 mesi di reclusione con doppi benefici. Questo vuol dire che siccome sei pulito e sempre fatto il bravo, ti dobbiamo comunque bacchettare, no? Perché devi essere l'esempio lampante del punirne uno per educarne 100. Non farlo più però, perché stavolta ti va così, la prossima volta non si sa, perché nella sentenza c'è proprio scritto: siamo convinti che il soggetto ha capito perché ha manifestato di aver capito. Ok? Cioè si vede che lui si è messo la cenere sulla testa e ha detto: non lo faccio più, scusate. Non è andata proprio così. Mio marito ha voluto con tutte le sue forze dare l'ultima testimonianza, perché il diritto sacrosanto di un imputato è quello di una deposizione finale. Quando mio marito ha cominciato a dire determinate frasi che ha sentito dirsi nel corso degli anni precedenti al giudice, al presidente del tribunale, il presidente ha cominciato a saltare sulla sedia, a dire: basta, io questo a lei non posso permettere di dirlo. Gli ha fatto chiudere il microfono e ha detto: finiamola qui. Quindi mio marito in realtà quella deposizione non ha potuto farla per come voleva farla, si è attenuto a dire: va bene, il decreto io ho fatto quello che era previsto sul decreto legge, se non lo sa lei non so chi deve saperlo. È finita là, ok? L'unica cosa che io voglio fare è leggervi come io mi sono sentita in quel momento, perché io continuerò fino alla fine, finché ho vita, a portare avanti questa verità. Me la sono messa proprio come missione, ok? Perché non è possibile, io ho visto con i miei occhi che è tutto un teatro, sono tutte delle maschere, sono tutte delle illusioni e il copione cambia a seconda dei ruoli, ok? In quel momento veramente sono cadute tutte le maschere e ho detto: vabbè, allora volete giocare a questo teatrino, giochiamo, però adesso giochiamo con secondo le nostre regole, che non sono le vostre, perché voi parlate di ordinamenti, di articoli, eccetera. Noi cominciamo a parlare la lingua del cuore, andiamo avanti a parlare con la nostra lingua, e siccome voi qua non l'avete voluta sentire questa lingua, che è quella della verità assoluta, noi la porteremo fuori di qua. Qua non l'avete voluta ascoltare, avete chiuso il microfono letteralmente a un uomo che per 28 anni ha servito questo paese e continua a farlo, perché non è che perché ha tolto la divisa lui non continuerà a farlo, lo farà meglio di prima, perché adesso si è staccato quelle catene, ok? E quindi andiamo avanti secondo quello che diciamo noi, portiamo la verità fuori di qua e vediamo se continuerete a tapparci la bocca, ok? Io vi leggo solo quello che io ho provato in quel momento e poi lascio la parola a mio marito. Questo è il momento in cui sono entrata e quello che io ho provato quando io sono entrata in quell'aula di tribunale. Non ero mai entrata in un'aula di un tribunale, ho voluto farlo in questa occasione perché per me era fondamentale stare accanto a lui. Alla nostra destra si ergeva il semicerchio in cui di lì a poco si sarebbe seduto il presidente del tribunale militare, affiancato da altri giudici. Un corridoio al centro ti dava accesso alla sala, da cui a destra saresti entrato nell'arena, proprio come al tempo dei gladiatori romani. Da quel lato vi era poi la seduta riservata all'imputato, affiancato dal difensore.
Alla sinistra ci sarebbe stato il pubblico ministero. Poco davanti la postazione dove i testimoni si presentavano per fare le loro dichiarazioni giurate. A sinistra c'erano quelli che al tempo di Roma erano gli spalti, le file dedicate a chi era lì in veste di teste che sarebbe poi stato chiamato a deporre, oppure dedicate al pubblico o ai familiari. Io mi sedetti lì. A dividere i vari spazi vi erano dei balconi come quelli dei terrazzi. Tutto era scuro e freddo. Entrando in quella stanza ebbi una vampata di aria gelida che mi invase, dai piedi all'ultimo cappello che avevo in testa. Se potessi oggi paragonare quell'ambiente a qualcosa, potrei riportare la mia mente ai primi 3 versi del terzo canto dell'Inferno nella Divina Commedia. Per me si va nella città dolente, per me si va nell'eterno dolore, per me si va tra la perduta gente. Questo sentivo e vedevo. Percepivo il fiato di moltissime anime dannate, inquiete, tormentate, sedute fra quelle fila. Sentivo il loro contorcersi, sentivo le loro grida che invocavano giustizia, che mi sussurravano all'orecchio che lì mai e poi mai avrei visto la quiete. C'erano tantissime presenze in quell'aula quella mattina e tutte volgevano lo sguardo addosso alla figura di mio marito, che a testa alta si era già andato a posizionare nel posto che nulla aveva a che fare con lui. Di fianco al suo avvocato di fiducia riconoscevo lo scudo che portava, riconoscevo l'armatura e la spada. Poi mi voltavo di nuovo verso le sedute alla mia destra. Non stavo riuscendo a decidermi a entrare in quell'aula, le urla di quella gente erano assordanti, ce le avevo dappertutto. Alcune piangevano, altre ridevano, altre si prendevano gioco di me. Mi feci coraggio, a spintoni tra quelle presenze andai a sedermi nella prima fila per il pubblico. All'improvviso sentii dentro nel petto qualcosa che tremava. Era il mio cuore che batteva talmente forte da sentirne i sussulti al solo sfiorarmi il petto. Qualcuno mi stava prendendo al collo da dietro. Sentivo le sue dita gelide attorniarmi, stringermi forte alla gola. Avrei voluto gridare, ma non riuscivo. Allora qualche lacrima sfuggì dai miei occhi, mentre cercavo di staccare quelle maledette mani dal mio corpo. Mi stringeva e mi soffocavano. Poi quei fischi assordanti nelle orecchie, riuscivo a decifrare qualche parola. Poveri illusi, guardate, spalancate gli occhi, drizzate le orecchie, abbiate la forza di vedere. È tutto qui davanti, il sipario si è aperto, godetevi lo spettacolo e godetevi la commedia dell'arte. Quel legno scuro della boiserie, quelle divise nere, quegli schermi, quei microfoni, quel pavimento che scricchiolava ogni minimo movimento, quel forte odore di stantio, di vecchio, di morte. Il soffitto si sembrava interminabile, mentre l'aula girava tutta attorno a me. Ci misi un po', mi sedetti e respirai a fondo. Mettendomi le mani al cuore, chiusi gli occhi e tutti sparirono. Li riaprii e mi girai. Dietro di me non c'era anima viva. Dov'era finita tutta quella gente che c'era penetrata? Eppure erano lì, ne sono certa. Poi capii. Erano scappate tutte al suono del mio amore per quell'uomo che stava seduto lì al posto dei cattivi. Quell'uomo che stava sfidando le tenebre. Erano scappate perché erano totalmente disarmate davanti a tanta forza. Si erano arrese, il mio animo si acquietò e riuscii a fare l'unica cosa che volevo fare: pregare. Guardai il crocifisso affisso al centro di quella parete centrale. Lì non c'era nulla, se non una statua di legno. Il creatore di tutto era in me, era il mio marito e ci sosteneva in quel nostro incontro con i demoni. Allora riuscii finalmente a dedicare i miei pensieri più dolci a Michele. Lo osservavo mentre mi dava le spalle, stava in piedi, nell'attesa che entrasse la corte. Di nuovo quella fitta al cuore, ma stavolta era l'amore incontenibile che portavo per quell'uomo. Dopo 27 anni passati con lui, che partiva ogni mattina con la divisa, a testa alta, convinto fino alle sue viscere che ciò che faceva era in nome del bene dei deboli, degli indifesi, dopo una vita dedicata a una famiglia che viveva di stemmi, di elogi e di medaglie, oggi era lì come avevano scritto, imputato di disobbedienza continuata aggravata in esecuzione di un medesimo disegno criminoso. Se solo tutti i criminali fossero stati come mio marito, pensai tra me.
il mondo sarebbe stato veramente un mondo migliore. Colpevole di essere stato così fedele al giuramento al punto di trovarsi ora nell'arena come l'ultimo degli schiavi infedeli al padrone, che deve guadagnarsi la sopravvivenza affrontando le belve assetate di sangue, perché altro non è che un ammasso di carne e sangue per loro. Lui invece dentro quella carne aveva un cuore che mai aveva battuto così forte per la propria patria, come negli ultimi 4 anni, contro tutto e tutti, pur di onorare la bandiera e la Costituzione. Ero così orgogliosa di quell'uomo che qualunque sentenza avessi sentito in quella giornata, pronunciata da quel presidente, non sarebbe stata sufficiente a indebolire la mia caparbietà nello stargli accanto. Fino all'ultimo giorno. Ero pronta a tutto a quel punto, nemmeno la sentenza mi interessava più. Io e lui avevamo già dato il nostro verdetto. Quello che sarebbe uscito di torbido dalla bocca di quelle maschere non avrebbe avuto alcun peso sulle nostre anime, presi consapevolezza che lo spettacolo stava per iniziare. Entrò la corte e poi sapete com'è andata. L'ultima riflessione che feci fu questa. Fui consapevole che mentre io e mio marito uscivamo da quell'aula con le idee ancora più chiare e con un sorriso sulle labbra, da quel giorno i sogni di chi l'aveva giudicato colpevole e di coloro che al reggimento avevano escogitato questo disegno criminoso sulla pelle di Michele, così come i sogni di tutti i complici di quella messa in scena, sarebbero stati infestati di rimorso. Ebbi la certezza che costoro avevano appena imboccato una strada senza ritorno che li avrebbe condotti dritti all'inferno. Dopo un lungo viaggio, traghettati e sbattuti qua e là, sugli scogli di quel fiume che era la loro coscienza. Quel fiume torbido, inquinato dalla menzogna e dall'ego. Fu allora che il mio cuore si riempì di pietà, di compassione. Pregai per le loro anime, perché sapevo che ciò che avevamo provato noi non sarebbe stato nulla in confronto al loro tormento eterno. Grazie. Grazie Cristina. Prima di dare la parola a Michele, volevo fare un piccolo ragionamento, un piccolo pensiero. Allora, mi sentite lo stesso? Volevo farvi dare un piccolo pensiero. Allora, al di là dell'intervento di Cristina e di quello che è successo praticamente a Michele, io ho colto una cosa stupenda, meravigliosa. Adesso devo mandare giù perché le mie emozioni sono troppo forti. Perdonatemi. Ho sentito l'esigenza della moglie, in questo caso, vicino al marito. Questo non vuol dire oggi viviamo che c'è uomo con uomo, donna con donna, non me ne può fregare di meno, però il valore della famiglia, che la vogliono distruggere. E quanto è importante la famiglia. Se Michele fosse stato solo, dove sarebbe andato? Non lo so, punto di domanda. Me lo chiedo. Ma ho visto in questo racconto, e poi le ultime riflessioni di Cristina, che c'era una donna vicino al proprio uomo. Basta! Grazie Giorgio. Perdonatemi, ma la mia emozione è troppo forte. Grazie Giorgio per queste parole uscite dal cuore. Dunque, ora entriamo nel vivo di quelle che sono le accuse nei miei confronti e dei documenti che dimostrano invece il contrario. Io sono stato condannato per la mascherina, se a dire loro avrei ricevuto un ordine nel quale mi chiedevano di indossare una mascherina, ma qui
C'è tutt'altra cosa da dire, perché l'ordine non era mai arrivato, quantomeno mi fu fatto un invito da questa persona, tra le altre cose scritto da lui stesso all'interno della dichiarazione, quindi non ci fu nessun ordine. Ma vogliamo prenderlo come ordine, l'hanno voluto prendere come ordine. Poi l'altra cosa per la quale sono stato, tra virgolette, accusato e condannato è il fatto di non aver sottoscritto delle note caratteristiche. Ora io spiegherò passo per passo con documenti e legge alla mano che tutto quello che è stato fatto è stato creato, ok, meticolosamente nei miei confronti, perché si voleva arrivare semplicemente a punirmi, sempre da parte di questo soggetto. E poi alla fine dirò qualcosa a questo soggetto, gli chiederò se è contento, se ha avuto i risultati che sperava nei miei confronti. Quindi, per quanto riguarda la mascherina, la cosiddetta disobbedienza di non aver indossato la mascherina su un ordine che non era mai arrivato, perché mi ero presentato nel suo ufficio quando ero stato chiamato dal mio ufficio di maggiorità, dove mi dicevano che mi sarei dovuto recare nell'ufficio X per disbrigo pratiche. Io ovviamente avevo chiesto dallo specifico, sì, ma per quale motivo? Ah, non me l'hanno detto. Io so solo che devi andare in quest'altra caserma, perché eravamo dislocati in 2 caserme, perché devi disbrigare delle pratiche. Io sinceramente, vi dico la verità, non avevo pensato a questa cosa qua, però avevo sempre i miei dubbi, quindi avevo sempre l'asso della manica. Mi recai là con la collega, perché con me c'era anche una donna, che anche lei aveva deciso per scelta sancita dalla Costituzione di non vaccinarsi. Recandomi là, mi recavo nell'ufficio che mi era stato, indicato, dove sarei dovuto andare a fare questo disbrigo pratiche. In sintesi, mi hanno chiamato là perché volevano farmi firmare praticamente questa presa visione per la sospensione. Ora, come vi ha già spiegato mia moglie, la presa visione era avvenuta 6 mesi prima, sia con una raccomandata diretta a casa mia, sia sul fatto che io l'ho vissuta, non ho bisogno di prendere visione. E relativo a questo discorso della visione, se mi puoi mettere il documento, così chiudiamo un attimo il capitolo, no? Ok, cioè di quello che vengo accusato, del quale loro mi accusano, il soggetto mi accusava, e non penso che non sapeva che c'era quest'altro articolo del 2010, se non vado errato, ok, forse non riuscite a leggere. Nel 2010 il succitato decreto legislativo dice: i giudici di legittimità stabilirono che nell'ipotesi di rifiuto di sottoscrivere la presa visione del militare non sia integrato il reato dell'ordine di sottoscrizione per presa visione. Parlavamo di presa visione, lui voleva farmi prendere visione che io ero stato sospeso. Bene, io l'avevo già vissuto, ma nonostante ciò, di presa visione non è funzionale né strumentale alle esigenze del servizio e della disciplina, poiché è attinente ad un atto di natura endoprocedimentale e null'altro, cioè significa solo a livello amministrativo. Quindi questo soggetto voleva farmi sottoscrivere la presa visione. Ora, per quanto mi riguarda, io non avevo bisogno di prendere visione perché l'avevo vissuta materialmente. 1, 2, mi aveva mandato un atto ufficiale che è una raccomandata, quindi avevo già preso visione prima. Ecco dov'è il giochino. Il giochino è proprio qua. Lui, con la scusa della presa visione, che non stava in piedi perché c'è un articolo qua, un decreto legislativo, ok, che dice che non avevo bisogno di mettere una firma per una presa visione. Però lui mi ha chiamato perché là mi doveva dare l'ordine di indossare la mascherina. In realtà non mi ha dato un ordine, ha fatto un invito.
detto gentilmente se ti puoi mettere la mascherina, perché credo che sapesse pure lui che non mi poteva dare quel tipo di ordine. Perché? Perché non rientra nelle sue mansioni, non rientra nel codice d'ordinamento militare. Cioè il fatto che un superiore sia superiore di grado a me, questo non comporta che lui debba uscire fuori dalle sue mansioni. Evidentemente se l'ha fatto vuol dire che dall'alto qualcuno lo copriva. Bene, e qui si è venuta a creare, tra virgolette, la disobbedienza aggravata. Nel contempo però, attenzione, non dimentichiamo che vi era in corso un ricorso al TAR civile, proprio inerente alla mia sospensione. Ragion per cui la legge, che la conoscono chi la dovrebbe conoscere, doveva applicarla. La legge dice che le controparti, fin quando c'è un procedimento in corso, per non, come si dice, inquinare le prove, non mi veniva il termine, ok? Non si possono incontrare, ma il soggetto a faccia tosta mi ha chiamato perché doveva creare questa disobbedienza aggravata, ok? Dal disegno criminoso. E chi è che l'ha appoggiato in tutto questo? Non lo so. Io so solo che mi sono attenuto a quest'articolo e che non sarebbe dovuta andare avanti tutta questa buffonata. Eppure è andata avanti, non è stata osservata. Questo è uno degli articoli, e qua invece, come vedete, 173 CPMP 173, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi già così io ero a posto. Stranamente però sono andati avanti. Questo per quanto riguarda la mascherina. In più io non avevo firmato, che cosa? Le note caratteristiche. Ero al lavoro, ovviamente, perché non le ho firmate? Perché c'era il ricorso al TAR. L'avvocato stesso mi aveva detto non firmare nulla. Ora, se io non firmo, non mi dovrebbe succedere niente a livello di procedimento penale, perché comunque il soggetto è riuscito a mandarmi in tribunale, nonostante vi sia questo bellissimo decreto legislativo del 2010, perché non c'era riuscito già prima per ben 2 volte. Come diceva mia moglie, per ben 2 volte il tribunale gli ha risposto che atti e fatti non costituiscono reato. Ci ha provato ben 2 volte. Il soggetto ci ha provato 2 volte. Poi la terza doveva creare questa disobbedienza aggravata e, diciamo così, c'è riuscito ad andare avanti con il tribunale. Qua possiamo vedere, visti gli articoli 335 del codice procedura penale e 109, ok, vado avanti, si iscrive al registro generale degli atti non costituenti reato. La notizia riguardante. Ok, poi dopo c'è scritto, dammi il documento, la slide al secondo, ok, che il tutto, ok, era stato archiviato a modello 45 per ben 2 volte. La prima subito dopo la sospensione, quindi il soggetto non era contento di avermi sospeso e lasciato a casa senza stipendio, e dopo vorrei chiedere al soggetto se è contento che io non riuscivo a portare nemmeno un piatto di pasta a casa a mia figlia. Sei contento? Io questo ti voglio chiedere. Sei contento? Io non sono contento. Sei riuscito nel tuo intento? Tu di fronte hai ancora una persona sana, che è rimasta sana dall'inizio alla fine, ma il tuo ego smisurato ti ha portato oltre i limiti. Io ti porto sempre con me nel mio cuore, fin quando non si chiuderà tutta questa situazione. Punto. Io porto carte alla mano, non vado a chiedere in giro a nessuno, porto carte alla mano, io ho eseguito tutto alla lettera, tutto, non mi sono inventato nulla. Andiamo avanti? Quindi, mascherina l'abbiamo tolta di mezzo, perché mascherina mi punisci per una mascherina, mi vuoi punire per una mascherina dicendo di aver dato un ordine? Quando le restrizioni erano scadute, io ho ancora i messaggi del comandante X che mi manda su WhatsApp dicendo: Michele, guarda che puoi rientrare perché sono decadute tutte le restrizioni. Poi ti ne 21, perché? Perché stava rientrando il signor Cardone Michele? Dovevi assolutamente punirlo perché hai ricevuto un bel no secco da me? Te la sei presa per questo? Beh, però renditi conto che dopo hai peggiorato tutte le cose, mi hai creato un dissesto economico.
Io ho dei bambini, all'epoca erano piccoli, forse anche tu hai dei bambini, ma te ne sei passatemi il termine, scusate, i presenti, fottuto, perché ormai ti eri impuntato su di me, non so il motivo, non voglio neanche saperlo. Se le tue azioni fossero state azioni con un senso logico, dopo la sospensione, rientrato da sano, saresti dovuto essere il primo a dire scusami, ho fatto delle valutazioni sbagliate, ti devo chiedere scusa, ma ci spieghi come mai, come non ti sei contagiato? E io ve l'avrei spiegato, semplicemente mantenendo il distanziamento. Ora, io da sano vengo sospeso, non prendo lo stipendio, mi mettete in difficoltà economiche, ti diverti nel contempo, ok, a mandarmi in giro per i tribunali per farmi spendere soldi sapendo che io campavo solo con lo stipendio, con mia moglie a casa che non poteva avere lavoro. È quello che dico io, mia moglie ha versato tante lacrime per colpa tua, per delle tue decisioni, non per mia volontà, per tua volontà. Sei contento oggi? Io non lo sono. Se sei contento tu, vedremo più avanti, ok? Soggetto? E tu sai che sto parlando con te. Se mi stai ascoltando, se mi ascolterai e vedrai questa diretta, andiamo avanti. Parliamo poi, dopo avervi dato questa finta condanna, perché non c'è stata una funzione giuridica, ma c'è stata una finzione giuridica, ok? Perché non si voleva proprio osservare questi documenti, non li si voleva guardare, documenti e tanto di registrazioni. Non si voleva ascoltare neanche le registrazioni, non si è voluto ascoltare quando io in tribunale volevo spiegare come era partito tutto, che è stata creata questa disobbedienza aggravata nei miei confronti perché il soggetto X si era accanito nei miei confronti. Non lo voglio sapere il perché, so solo che si è accanito nei miei confronti. Spostamenti a destra e a sinistra, non ti faccio più far nulla. Io ho passato 3 mesi in caserma prima della sospensione, scusate il termine, a guardare i piccioni, perché mi avevano escluso da tutto. Eppure sono rimasto intatto. Pensavi che crollassi psicologicamente, nonostante la violenza psicologica che mi hai fatto? Articolo 582, forse non lo conosci, io ne conosco un bel po'. Ci hai provato, ma non ci sono riuscito. Vedi, sono ancora in piedi, sono qua, bello sano, soprattutto di mente, perché tutto sta nella testa, soggetto. I muscoli sono solo una conseguenza, quelli si devono usare quando ci sono delle circostanze dovute, non è il momento ora. Dopodiché non eri contento, mi hai accollato, mi hai sguinzagliato addosso dei cani, perché erano dei cani, che avrebbero voluto a tutti i costi farmi sottoscrivere un'assicurazione integrativa sanitaria non obbligatoria. Perché? Perché volevi creare l'ennesimo procedimento nei miei confronti. E sei stato, diciamo, poco furbo però, caro soggetto. Poco. Perché? Perché questa cosa è avvenuta nel 2002. E chi me la voleva far firmare? Nel 2022, quando sono rientrato, ok? E chi me la voleva far firmare? Mi voleva far firmare un'assicurazione scaduta addirittura di 3 mesi. Voleva farmi sottoscrivere un'assicurazione. E dove sta scritto? La legge non dice che sei obbligato a firmare un contratto, sei obbligato a sposarti, quando ti sposi metti una firma. La legge non dice questo. La legge dice che ambo le parti devono essere concordi, non come avete fatto voi, che mi avete forzato, volevate forzarmi psicologicamente al fine di farmi cedere. No, non funziona così, ok? Ragion per cui la polizza assicurativa sanitaria, ok, da parte vostra è un regalo. Ma come? Almeno questo è stato detto in tribunale. E per un regalo non accettato da parte mia, vi mandate in tribunale? Cioè, volete farmi un ennesimo processo? E tra le altre cose, come dicevo, siete stati poco furbi, perché questa cosa della assicurazione sanitaria, perché non l'avete svolta insieme ai doppi benefici? Ve la siete tenuta da parte, eppure stiamo parlando di un evento precedente, non è un evento successivo. Sì, perché volevate fare i furbi, poniamolo con doppi benefici, gli diciamo che lo stiamo graziando, gli facciamo pagare 70 euro di spese,
processuali, così se ne sta buono buono. Teniamocela da parte questa, magari può essere un asso nella manica, così se riusciamo a punirlo, a sto giro se ne va in carcere. Ma tu, soggetto, credi che io ho paura del carcere? Secondo me non hai capito ancora. Io non ho paura del carcere, non ho paura della morte, non ho paura di nulla. Ti sei puntato con la persona sbagliata. Dietro questi occhi ci sono 143.000 uomini, 44.000. Non li hai ancora conosciuti. Ricordatelo, ok? Hai rovinato non solo la mia vita, quello che voglio da un tribunale, rivoglio indietro tutto quello che mi è stato tolto, rivoglio la serenità familiare, rivoglio i miei stipendi, perché siete voi che mi avete sospeso. Non sono io che mi sono voluto far sospendere, non sono io che mi sono assentato, assente ingiustificato. Oh, in italiano è italiano, soggetto, parlo con te. Assente ingiustificato, cioè significa che dovresti essere presente al lavoro, non sei presente. In più, cosa fai? Ingiustificato perché non hai avvisato. Questa a casa mia è l'assenza ingiustificata. Nella logica, a casa vostra invece no. Ma io ero dietro la porta carraia, siete voi che mi avete lasciato fuori. Infatti il tribunale ha anche detto che non può essere assenza ingiustificata fino al suo rientro. Mi sembrerebbe normale e logico, però tu, soggetto, ci hai provato a mettermi assenza ingiustificato più volte? Ci hai provato? Assente ingiustificato. Me ne hai combinate di tutti i colori. Ora, io spero che tu sia contento, perché io non sono contento e andrò avanti fino a quando questo non finirà. Te lo posso garantire, andrò avanti, costi quel che costi. Non ti sei preoccupato che a casa avevo dei bambini piccoli, non ti sei preoccupato di una moglie, non ti sei preoccupato di nulla, sei andato dritto come un treno. Beh, io non sono un treno, sono qualcuno che quando viaggia manco lo vedi passare. Guardami bene negli occhi, te lo dico in latino, num quam obliviscari, tradotto io non dimentico. Andiamo avanti con i documenti. Peccato che c'è un po', qua stiamo parlando dell'assicurazione. Questi sono dei documenti, altra gravità della quale non ho ancora parlato nelle varie conferenze, ok? Dove questi soggetti addirittura, pur di farmi risultare ammalato, visto che per 5-6 anni non mi sono ammalato, un bel giorno, mentre montavo di servizio alla porta carraia, nonché responsabile della sicurezza della caserma, quindi con quelle chiavi io potevo aprire tutte le cassaforti, per modo di dire, ok? Nel senso che avevo in mano tutto io, tutto l'arsenale, quindi se da un lato mi dicevano che ero un soggetto da disegno di criminoso, va a decadere il fatto che se mi dai le chiavi potrei fare qualsiasi cosa in qualsiasi momento, perché sono io che comando. Quando voi state dormendo, qualsiasi cosa, potevo prendere tutto e andarmene. Ma come, da un lato disegno criminoso, soggetto dal disegno criminoso, e dall'altro lato mi fai svolgere dei servizi dove io dovevo garantire la sicurezza in tutta la caserma, dove io avevo un arsenale tra le mani e potevo decidere tutto io, prendere tutto, uscire fuori. Viene da ridere, cioè va a decadere. Queste accuse, queste illazioni nei miei confronti vanno a decadere con un minimo di logica. Ragion per cui vi siete inventati, dovevate a tutti i costi mettermi in malattia, anche se non ero malato. Un bel giorno montavo di servizio, mi chiama il medico della mia caserma e mi dice: guarda, io là, in quelle condizioni non ti posso lasciare. Premetto, noi ogni anno facciamo le visite mediche per capire se una persona sta bene o non sta bene. Ora, a me sono sempre andate bene. Nell'arco di 27 anni saranno uscite sballate le visite mediche, non sono nient'altro che l'urina e i prelievi del sangue. Bene, ovviamente non sono mai stato male, risultava questi valori di 800, quindi di 600 in più rispetto alla norma. Io però stavo bene,
Quindi quando mi ha chiamato il medico mi fa: no, guarda, non ti posso lasciare là in quelle condizioni, ve la spiego in breve, velocemente, perché no, non va bene, i valori sono troppo alti, devi smontare. Faccio: sì, vabbè, ma mi spieghi cosa è successo? Cioè, io sto bene. Lui mi fa: no, non te lo posso dire per telefono perché sono cose private. Ma se stai parlando con il diretto interessato attraverso un telefono criptato, ci sono interessato, mi hai chiamato, dimmi. No, non te lo posso dire, ci vediamo mercoledì. Ma come, da una parte urgente mi chiami dicendomi che un altro po', facendomi credere che sto morendo? Non sto scherzando. E dall'altro lato mi dici ci vediamo mercoledì? Qui gatta ci cova. Allora là lo stesso mi sono recato dal personaggio con tanto di registrazione. Alla fine vado là, non si ricordava manco più di avermi chiamato, e gli faccio: guarda, io sono qua, mi aveva chiamato. E chi sei? Come chi sono? Si ricorda, mi ha chiamato, non puoi stare, stavi morendo. Ah sì, scusa, mi fa. Niente, vedi, questi valori, fogliettino in mano, questi valori non stanno bene. E quindi gli faccio: io cosa dobbiamo fare? Beh, secondo me intanto ti devo dare 15 giorni di riposo. Ci faccio: ma mi faccia capire perché? Non so, mi fa: ma tu fai sport? Ti faccio: sì, 3-4 sedute al giorno, seguivi i ragazzi, no? Ok? Nel senso che istruivo i ragazzi sull'educazione fisica e altre situazioni. Ma non può essere che sia quello, magari sei andato sotto sforzo, questi valori sono andati a 1000. Sì, ma io sto bene. Sì, va bene, ma siccome non sappiamo se è quello, intanto ti do 15 giorni di riposo. Gli faccio: vabbè, me l'aveva detto già venerdì, mi dà questi 15 giorni. Peccato che il documento non si vede, ma vi posso garantire che a distanza di 1 mese e mezzo, io dopo 15 giorni rientro, da 15 erano diventati 17. Il solito soggetto, cosa ha fatto? Mi ha scalato 3 giorni, perché c'è una legge che dice entro i 15 giorni va bene, superi i 15 giorni e ti dobbiamo togliere dei soldi. Io non lo sapevo. Ma qualcuno secondo me lo sapeva, sempre il solito soggetto, perché voleva e continuava in tutti i modi a togliere i soldi da sopra la busta paga. Questo era l'obiettivo del soggetto. E non è finita qui. Però il soggetto, tante volte facendosi prendere dall'ego smisurato, poi fa degli errori. Si è inventato che io gli ho dato un certificato medico, si è inventato che ci sia stata una prognosi. Quale prognosi? Io sono rimasto semplicemente a casa perché il medico ha detto stai a riposo. Io non ho fatto nessuna cura. Da dove sono usciti questi documenti? Quando l'ho scoperto? 1 mese e mezzo dopo che ero rientrato, perché mi hanno dato questi documenti. Il creatore, che è quello che vive nel mio corpo, è quello che ha creato tutto, compresa la natura, è venuto da me e ha detto: questo documento deve finire nelle tue mani. Questo documento è finito nelle mie mani per caso. Mi chiamano in ufficio, guarda, ti devo dare i documenti, sai che avevi fatto il riposo eccetera, il congedo eccetera eccetera. In mezzo a quei documenti capita anche questo bellissimo documento e io sono rimasto sorpreso. E te da dove esce? Dopo un po' il soggetto è venuto, un altro soggetto, chiamo soggetto perché non posso fare nome, ok? È venuto a dire: ma senti, guarda bene tra i documenti, casomai sai che hai un documento che non è tuo. Gli faccio: guarda, tu mi hai dato solo 3 fogliettini, in realtà erano 4, me ne sono accorto anch'io dopo. Sono andato a vedere e ho detto: ah sì? Quando leggo sopra, hai capito? Cioè questi si sono inventati che io ho dato. Io non ho il medico di base da 20 anni, non vedo, perché sono sempre stato bene. Non ho un medico di base, ma realmente. Ora, con tutti questi documenti che io ho portato, scusate se ho terminato, non vado oltre perché poi c'è tutto sul libro, è meraviglioso, è fantastico. Questo non è un semplice libro, questa è una testimonianza storica che rimarrà nel cuore delle persone, perché chi l'ha scritta non è una semplice persona, senza nulla togliere alla semplice persona. È un soldato, uno che non si è arruolato per il posto fisso o per lo stipendio, si è arruolato per la difesa della patria, si è arruolato per eliminare la corruzione, Questo facevo io prima da soldato. E quindi chiedo anche indietro che mi rivenga data la mia vita indietro. Mi sono dovuto congelare, sapete perché?
perché loro signori non contenti, dopo avermi tolto tanti soldi da sopra la busta paga, dopo avermi mandato 3000 volte in tribunale, su e giù e farmi spendere soldi, cosa facevano? Ogni anno io venivo da 15-16 anni di note eccellenti, ottimo, nel giro di 3 anni, dal 2020, da quando è iniziato tutto, al 2024, 4 anni, le mie note da eccellente sono andate a ottimo, da ottimo superiore alla media, da superiore alla media a nella media. Siccome io sono una mente pensante, dico dove vogliono arrivare loro signori, o il soggetto, perché era lui secondo me la mente che pianificava tutte queste cose. Dici sì, dall'altro lato magari, sai, Michele Cardone dorme. No, Michele Cardone era sveglissimo. Michele Cardone è stato sempre presente, anche quando faceva finta di osservare il vuoto. Quando facevo finta di osservare il vuoto, osservavo i vostri comportamenti. Anche a 1 chilometro di distanza capivo cosa volevate venire a chiedermi o quali erano le vostre strategie. Come ho sempre detto, voi giocavate a dama, io avevo imparato a giocare a scacchi. Era per quello che anticipavo le vostre mosse subdole. E quindi cosa è successo? Che ho dovuto fare una scelta. O mi congedo io o mi congedano loro. Perché? Perché se rimanevo anche nel 2025 abbassandomi le note nuovamente dalla media, da nella media a inferiore alla media, io non sarei stato congedato con disonore, perché c'è nell'articolo, nel codice dell'ordinamento militare, possono farlo, sarei stato congedato con disonore e in più, dulcis in fundo, non mi spettava neanche la mia buona uscita. Cioè, secondo voi io gli regalavo i miei 58.000 euro quasi di 27 anni di buona uscita a loro signori? Li ho dovuti anticipare. C'era gente in caserma che diceva ma perché ti stai congedando? Ma dove vai a lavorare? Io rispondevo a queste persone, guardi, sono costretto a congedarmi, un domani ve lo spiegherò, ora ve l'ho spiegato, perché questo era tutto nella mente di questo mitomane, ok? Che io porto nel mio cuore, ve lo dico, ok? A parte i cani che mi ha sguinzagliato, quelli erano solo piccoli cani. E questa persona non ha ancora capito chi ha di fronte. Te lo ripeto, guardami, sono in piedi, sono integro, sono più forte di prima. Sai qual è il tuo errore? Quello di aver pensato che togliendomi la paghetta dei 1.500-2.000 euro io mi sarei piegato o prostrato al tuo ordini che non potevi dare ovviamente. Questo lo dicono i decreti legislativi, lo dice la legge, non io. Chiudiamo qua perché sennò poi ti svelo troppe cose. C'è altro? Cosa? Intanto vi farei un applauso. Io credo che ci vuole del coraggio, adesso al di là della sua esperienza e di tutto quello che è successo. Ci vuole coraggio. Beh no, ma questa è una cosa per le strappalacrime, la lascio dire lei, io mi piacciono le lacrime, Ma mi sei un chiamano soldato? Nice Man, uomo che Michele, piace. sei un soldato? Come? Sei un soldato? Io sono entrato già che ero un guerriero, non ho dovuto imparare a fare il guerriero, lo ero già, ho solo affinato le tecniche entrando nell'esercito, ho imparato molte cose. Prego. Allora Michele, io ho seguito te, ho seguito tua moglie, ovviamente ho seguito te in questi interventi, veramente ho detto quando ci vuole coraggio. Mi ha fatto emozionare veramente, poi racconto quello che tua moglie che mi ha fatto piangere, quindi colpa sua. Ma a parte l'avvocato, guarda caso, l'avvocato che ti difende è anche una mia conoscente. Caso, vabbè, il caso non esiste per me, perché è la simpaticissima, poi è bravissima come avvocato, ma anche simpaticissima come donna, è la Carmelita Cosentino,
sembra che lei terrona, quindi non c'è problema, è calabrese, io chiamo tutti quelli al di là del porto di terroni, quindi non c'è problema, vabbè, tanto scherzo, non c'è problema, anzi la Puglia dove che Michele è nato è una delle regioni che io amo di più, perché ho fatto più giorni di ferie là, ho tanti amici, quindi guarda caso, sempre guarda caso. Ma io volevo sapere, tu hai fatto, praticamente eri, io che ho parto, poi non lo so se si dice così o cosa, ai Lagunari San Marco di Venezia, quindi, no? Sì, San Marco è solo il San Marco vero e proprio, è quello giù a Brindisi, noi siamo lagunari, ma facciamo l'urlo del San Marco per il patrono di Venezia. Sì. Ecco, io ero un lagunare. Sì, vabbè, sono tanto comunque eri di servizio qua a Venezia, malcontenta. Sì. Ecco, volevo chiederti, no, da tutta questa vicenda che poi mi pare che sia ancora aperta, c'è l'ultimo procedimento esatto, penale che si sta dibattendo, ho già interrogato la controparte che si è affossata un pochino da sola. Ora vediamo successivamente cosa succede. Beh, io non volevo domandarti più che altro da soldato, io ovviamente non è che ami fare la guerra, non mi interessa proprio l'esercito, anche se lo rispetto sempre, rispetto a tutti gli uomini che vanno nell'esercito come nelle forze d'ordine. Quello che hai imparato da questa esperienza, da soldato, te lo chiedo da soldato. Allora, le esperienze che io ho fatto nei teatri operativi mi hanno dato una crescita evolutiva stratosferica. In quei teatri io andavo a dare un supporto di pace, non siamo mai andati a fare una guerra a qualcuno. È normale che se qualcuno poi così bizzarramente, stranamente ti spara addosso, tu sei addestrato e devi cercare di quantomeno rispondere per portare la pelle a casa, perché tu vai là per svolgere una missione di pace del tipo, io vi racconto brevemente quello che facevamo noi in missione, ok? Portavamo dei medicinali per i bambini, portavamo cibo, acqua, ovviamente queste uscite che facevamo erano sempre prese come accordi precedentemente dal comando, quindi ovviamente dovevamo garantire anche la sicurezza sia per noi che per chi stava con noi, anche a volte giornalisti che entravano nei nostri mezzi, e quindi tante volte succedeva che purtroppo qualcuno ci sparava addosso e noi, se potevamo, trafilavamo, diciamo così, ripiegavamo quando non riuscivamo, perché ormai ci avevano colti di sorpresa e là si entrava, diciamo, in combattimento, scontro a fuoco, però non posso entrare nei dettagli. E le esperienze che ho fatto sono state diverse in vari teatri operativi, perché ogni nazione, ogni stato ha i suoi usi e costumi, ha la sua gente. Io posso solo dire che sono stato in Afghanistan, sono delle bravissime persone, parlavano benissimo l'italiano, quindi si volevano erano più italiani di noi là in pratica, ok? Perché avevamo comunque dei civili che lavoravano all'interno della base, persone fidate ovviamente, ok, da molti anni, per dargli lavoro e tante altre cose, sia in Afghanistan, sia in Libano, sia in Iraq, sia in Kosovo, dove sono stato più e più volte, e quindi queste esperienze mi hanno fatto crescere nel vero senso della parola, cioè io lì avevo un quadro di visione diverso da quello che avevo qua in Italia, tipo vedevo queste persone che non avevano nulla, e scusate l'esempio, e poi tornando a casa mi rendevo conto che io avevo la tazza del bagno. Questi signori non avevano neanche questo, lo facevano per strada. Le condizioni in cui vivevano non erano belle, le cose che mi toccavano di più, non perché
io faccio delle distinzioni tra bambini e adulti, ma erano i bambini, erano così belli che ti guardavano negli occhi, quando passavi ti dicevano Mr. Water, nella loro, diciamo, lingua. Io ovviamente quello che potevo fare, alcuni passaggi li ho riportati all'interno del libro, era prendere tutto quello che potevo prendere in mensa, che mi spettava di mio, oltre al gibernaggio, a tutto il materiale che dovevo portarmi, mi portavo tutta sta roba addosso, perché sapevo che durante questi percorsi per andare a consegnare medicinali, comunque per strada c'erano anche altri bambini che non ricevevano supporto, e quindi quando io li vedevo gli lanciavo i biscotti, il tonno, tutto quello che riuscivo a prendere. Questa era una bellissima soddisfazione. Ovviamente c'era sempre il rischio di essere colpiti, attaccati in qualsiasi momento, e soprattutto in questi momenti dove magari tra virgolette, potevi distrarre. Ecco, io non mi distraevo mai, nonostante compivo queste azioni belle nei confronti di questi bambini e mi sentivo soddisfatto, ok? Comunque ero sempre H24 attento a 360 gradi di quello che poteva succedere. Ecco perché portavo sempre la pelle a casa. Abbiamo avuto anche purtroppo delle missioni dove sono venuti a mancare dei colleghi, perché come si dice puoi essere preparato al 100%, ma c'è sempre l'1% che, se la sorte, chiamatela come volete, il caso, che per me il caso non esiste, arriva in quel momento, tu non puoi fare nulla perché è già deciso per una serie di combinazioni. Ecco perché io dico sempre, quando succede qualsiasi cosa, nel 99% possono essere un nostro errore, quell'1% invece è, nella frase che poi io dicevo sempre al mio comandante, era: quando succede qualcosa non siamo noi a deciderlo, ma le circostanze in cui ci trovavamo a volte non erano chiare e quindi ci sfuggiva qualcosa, ed era là che poi dopo succedeva il patatrac, ed è successo per tanti colleghi che purtroppo sono tornati in una bara. Grazie per essere presenti questa sera tutti quanti, per il vostro ascolto, dedito ascolto, e non ho altro da aggiungere, ripasso la parola a Giorgio. Grazie. Abbiamo visto anche allora. Se c'è qualcuno che ha voglia di fare una domanda, oppure ce ne andiamo a casa, lì c'è il libro di Michele e di Cristina, se volete acquistare, e quindi leggere il meglio di tutto quello che è successo, perché la storia in Italia almeno ha del inverosimile, perché ragazzi siamo nel 2025, anche il Covid, diciamo così, ha colpito anche in questa maniera, oltre ai morti, oltre agli invalidi, che sta ancora colpendo, purtroppo, e sperando che il riarmo dell'Europa non venga assolutamente fatto. 800 miliardi, i pazzi dell'Europa, e io lo dico tranquillamente senza problemi, si fermi qui, cara signora, e guardi alla sua famiglia, ai suoi 5 figli, e non guardi solo i soldi che prenderà da queste armi, da questo business che ha costruito in Europa, perché lei è serva di queste forze spirituali negative, ovviamente, che non si fanno mai vedere. Chi c'è quelle che ci chiamano potere, io le chiamo con un nome solo: Davos. Sono loro che si sono impadroniti delle nostre paure. Mostriamo il coraggio che ha avuto Michele, mostriamo di essere veramente uomini e donne che sono coraggiosi, che vanno via sempre a testa alta, perché le prossime sarà, non so se arriverà la guerra vera e propria, ma senz'altro saranno ancora delle pandemie. Questo è poco ma è sicuro.
e mi raccomando l'euro digitale, perché quella è quella che ci taglierà le gambe. Siamo le nostre antenne. Basta, io non ho altro che da dire, niente. Se Cristina vuole lei chiudere, io sarei ben lieto che Cristina chiudesse questa conferenza. Grazie, aspetta, ma perché mi sentite lo stesso? Ce l'hai acceso. Grazie Giorgio. Allora io volevo soltanto dire una cosa, che io e mio marito assolutamente non ci fermeremo, andiamo avanti, perché vabbè, la nostra storia giudiziaria è ancora lunga da concludersi, perché appunto adesso ha questo secondo procedimento penale in corso, che è ancora tutto da decidere. Col primo siamo in corte d'appello, stiamo valutando se andare in Cassazione, perché anche l'appello ha detto che tutto sommato va bene così, ok? Quindi è veramente ridicolo quello che sta succedendo anche a Roma, perché la corte d'appello è a Roma, quindi avevamo una speranza che a Roma le cose andassero diversamente, non è stato così. Ma noi non ci fermiamo perché adesso, come ripeto, la nostra verità sta uscendo nel nostro modo, nel linguaggio che conosciamo, che abbiamo sempre conosciuto io e mio marito, che è quello dell'amore. E che vi esorto assolutamente, come ha detto Giorgio, a portare avanti questo messaggio. Noi non siamo di sicuro degli eroi, perché il tempo degli eroi e dei martiri è finito. Noi crediamo fermamente che se succede una cosa del genere a chiunque di voi, di noi, insomma, come è successo a me e a mio marito, pensiamo che il compito sia unitamente solamente quello di portare l'esempio, ma non l'esempio di appunto eroi, mettere una gocciolina, no, un sassetto nel mare affinché si increspi l'acqua e si crei l'onda, perché siamo sicuri che a tutti sta capitando qualcosa di particolare. Viviamo in un'epoca in cui veramente ci si pongono un sacco di domande, indipendentemente da come uno la pensi, ok? Rispettiamo qualsiasi pensiero, ma siamo per il portare avanti la propria esperienza, che sia costruttiva e non distruttiva, perché quello che è capitato a noi sia un monito per dare forza anche agli altri, perché è dalle persone semplici, come diceva Giorgio, che nascono veramente i cambiamenti. Noi siamo una famiglia semplice, umile, che non vuole insegnare niente a nessuno, che vuole semplicemente mettere a disposizione di tutti la propria esperienza, come sta affrontando quello che sta affrontando, cioè con la fede, con l'unione familiare, che è quello che ci vogliono togliere, cioè il concetto veramente di famiglia, che è il fondamento di qualsiasi società, ok? E non mollare, perché non siete soli assolutamente, però bisogna dar voce a queste cose, bisogna portarle avanti con coraggio e con conoscenza, ok? E voglio soltanto chiudere con l'ultima pagina del libro, perché Michele ha detto che lui non è da strappalacrime, invece io evidentemente lo sono, non lo so, ma Michele ha fatto l'ennesimo giuramento e io lo sosterrò sempre, che non è con la divisa che si vede, lui l'ha piegata, c'è la linea all'armadio, però è dentro il suo cuore. E Michele dice: si dice che chi è lagunare per un giorno sarà lagunare per tutta la vita. Ebbene, per me è così. Non è certo congedandomi che quel leone di San Marco smetterà di ruggire dal profondo e di far sentire il richiamo di verità e giustizia che arriverà, ne sono certo, al cuore di ogni divisa di questo nostro meraviglioso paese. Ora più che mai sarò libero di esprimermi fino in fondo, per il bene di ognuno, in nome della patria, della bandiera, della Costituzione, del nostro popolo, davanti a Dio, lo giuro. Grazie di averci ascoltato e buonanotte.